Serie B-Win. Tutti i colori della passione. La vittoria in casa dell'Ascoli e il pareggio di lunedì tra Torino e Brescia hanno proiettato il Sassuolo di Pea di nuovo al comando solitario della classifica dopo 120 settimane. Sesta giornata del campionato B-Win, Sassuolo contro Bari, con un Bari, quello di Vincenzo Torrente, a soli 5 punti in classifica e orfano dei centrocampisti Bogliasino e Rivaldo. Dirige l'incontro il signor Gaglione di Alessandria, assistito dai guardalini il signor Evangelisti e la signora Cini. Al settimo minuto Marchi è libero di agire sul fronte centrale, atterrato dalla manna, rigore sacrosanto all'apparenza. Il signor Gaglione non vede gli estremi per il calcio di rigore, rivediamo come sembra aver lasciato andare un po' il piede il giocatore del Sassuolo, ma è proprio Marchi che sul versante destro, un'azione fotocopia, va a impattare contro l'estremo difensore del Bari. Rivediamo l'azione pericolosa sul fronte destro, come Marchi è libero di agire e di calciare. E poi è il Bari che prova a farsi vedere con Rivas, il tracciante centrale. Bravo Pomini qui a farsi vedere. Ricordiamo Pomini, l'estremo difensore meno battuto di questo campionato. E poi infine sugli sviluppi di un calcio d'angolo Piccioni prova di testa, salva sulla riga Di Falco. Si va negli spogliatoi con uno 0-0 anemico di grandi occasioni, se non nei primi 10 minuti. Al primo tempo assolutamente anemico di grandi emozioni risponde un secondo tempo vivace, soprattutto per quanto riguarda le azioni, l'adrenalina e i gol. È proprio al secondo minuto il giocatore del Sassuolo, Valeri, a non inquadrare il bersaglio. Buona la sua intuizione, rivediamo il colpo di testa fuori dallo specchio della porta di poco. Poco più avanti è il Bari che a farsi vedere in avanti, il tiro di Rivas che finisce sul braccio di Masucci, prima il gol annullato e poi il calcio di rigore assegnato al Bari per questo fallo di gomito discutibile. Rivediamo l'azione, il colpo di testa poi rinviato, Rivas il tiro, il giocatore del Sassuolo Masucci ci mette il gomito. Parte il tiro di Marotta ed è il gol dell'1-0. L'appena entrato Marotta firma la sua prima realizzazione, un tiro potente centrale ed è il gol del vantaggio del Bari. Sicuramente farà discutere questo rigore assegnato dal direttore di gara, ma 2 minuti più tardi reagisce subito il Sassuolo con un altro appena entrato, Boaci. Grande nome di questa squadra ed è l'1-1 del Sassuolo. Rivediamo Longhi come piazza bene il diagonale sul sinistra, il tiro di Boaci che deve solamente appoggiare. E ancora Bari, e ancora il numero 10, in questo caso Forestieri, a farsi avanti. Il fallo di Rea ammonito ed è un altro calcio di rigore per il Bari, anche qui discutibile per la posizione. Parte Marotta ed è il 2-1, ancora il giocatore del Bari a siglare questa doppietta, non forse coordinandosi benissimo, ma la rete del 2-1 con la doppietta personale del giocatore. Si scaldano un po' i nervi e Forestieri in questo caso viene ammonito. Ma poi arriva il fallo di Forestieri, si accende una mischia ed è espulsione per il giocatore numero 10 del Bari. Qualche protesta di troppo, ma il Bari conduce con il 2-1 finale, si porta a casa 3 punti preziosissimi.